Ma buongiorno, benvenuti in un nuovo appuntamento di Radio Chef. Logicamente siamo all'orario giusto per andare a mangiare, ma anche perché siete più attenti, vi state spostando, siete in macchina, avete finito di lavorare, qualcuno sta iniziando a lavorare, oppure qualcuno è semplicemente al lavoro. Ma adesso andiamo a parlare di qualcosa di particolare. Andiamo a parlare proprio di rifugi. Siamo con il presidente proprio Asso Rifugi FVG, Angelo Pradut, che è qui con me. Intanto benvenuto, come stai? Grazie mille, buongiorno a tutti, molto bene, ti ringrazio. Allora, raccontaci un po' che cosa succederà fino al 2 agosto. Ma allora guarda, in realtà è da tanti anni ormai che assieme a Promoturismo proponiamo una sorta di appuntamenti in vari rifugi cui danno la loro disponibilità affinché appunto in vari determinati weekend vengono un attimo così proposte culinarie, vengono fatte delle proposte culinarie nei nostri rifugi affinché appunto vengano un po' riscoperte le tradizioni e comunque fatte conoscere le varie attività e rifugi appunto che collaborano insieme per un attimo così portare in alta quota la cucina che potrebbe essere un po' più diversa o comunque la nostra cucina tradizionale delle nostre zone montane. Che ti chiedo, 10 Ecco, questo è un po' il... rifugi, 10 rifugi che in qualche modo si uniscono, ci saranno non solo perché nelle giornate ci saranno anche laboratori, attività, insomma, non ci sarà solo il rifugio, ci sono questi 10 rifugi che però si attivano fino al 2 agosto. Intanto dove possono andare a cercare le persone, i vari appuntamenti, le varie informazioni? Allora guarda, nella nostra pagina sia dei social che anche nel nostro sito di Esso Rifugi ci saranno tutte le date con le varie attività, cioè le varie appunto, come si dice, no, attività, le varie I proposte vari appunto appuntamenti, sì. delle... Sì, esattamente, e, oltre che anche sulle varie... sul sito e comunque sulle pagine social di Promoturismo, ecco, per cui Ok. sono già delineate tutti gli appuntamenti di questa prossima estate nei vari rifugi che comunque aderiranno alla nostra proposta, questa iniziativa. Domanda che ti faccio ovviamente qui, quando si parla di rifugio, uguale montagna, no? Quindi si va un po' a riscoprire, qualcuno a scoprire, qualcuno già conosce, però negli ultimi anni anche per le famiglie, per chi in qualche modo vuole divertirsi, assaggiare, conoscere, sperimentare anche la montagna, anche scoprire un mondo, insomma, in un periodo adesso anche diverso a quello che può essere l'inverno, dove potete passeggiare, rinfrescarvi, tenere una temperatura un po' più normali quando va invece nelle città, quindi c'è anche la scusa di arrivare fino a questo 2 agosto, insomma, in appuntamenti e di scoprire un po' anche coppie, in famiglia, solitari, insomma, un po' si torna un po' alle radici. No, appunto il nostro pensiero, assieme comunque a Promoturismo, era proprio quello di portare e far conoscere le varie realtà della nostra regione, appunto attraverso i nostri rifugi, le nostre attività, affinché le famiglie, come hai detto tu, o comunque anche i giovani o comunque i meno giovani, potessero approcciarsi alla montagna anche sotto l'aspetto di una montagna leggermente diversa, sotto il punto di vista culinario, che sarebbe anche quello quella che comunque ci fa riconoscere anche noi in tutto il Friuli Venezia Giulia un po' dappertutto, no? Per cui con le varie nostre tradizioni, i nostri piatti, anche le nostre attività che comunque vengono fatte nei nostri rifugi e appunto era questo il filo conduttore si basava su questi pilastri, ecco, se così possiamo dire. Anche comunque nell'ultimo periodo l'affluenza in montagna comunque è cresciuta, però allo stesso tempo io credo che bisogna sempre rimanere su una montagna comunque viva, vera, e è quello che comunque ci fa distinguere dagli altri e che comunque rimaniamo con le nostre radici, le nostre tradizioni e appunto anche attraverso i nostri piatti, le nostre peculiarità che possono essere appunto le principali, appunto le nostre appunto piatti e comunque I punti di forza, proposte che i punti di rimangono forza. esattamente piatti di I punti. forza, esatto, Ti ecco. domanda, tre cose un consiglio per chi è proprio agli inizi per venire in montagna, tre consigli che poi vuoi dare. Ma guarda, innanzitutto capire bene dove dobbiamo andare,
capire bene dove dobbiamo andare, nel senso che un'uscita che sia comunque anche semplice, bisogna un attimo pianificarla. Non dobbiamo essere così sprovvisti e solamente guardare la mappa nel cellulare. Ecco, questo me lo sento di dire proprio in totale, per la totale sicurezza comunque di qualsiasi, che sia dall'escursionista a poi a chi comunque eventualmente dovrà anche eh, così andare a ricercare. Poi prepararsi per un qualsiasi cambio che possa essere temporale, come nel caso estivo, o comunque essere pronti a poter così tirarsi fuori da qualsiasi problema che comunque la montagna potrebbe capitare, insomma, ecco, perché comunque non siamo nel comodo, come si suol dire. E terza cosa, secondo me, che è quella anche un po' più importante, fondamentale, dobbiamo un attimo trovare, cioè trovare tesoro di quello che troviamo, perché comunque, come ho detto poc'anzi, la montagna è sì adatta naturalmente a tutti, però dobbiamo renderci conto di dove siamo, per cui se ad esempio non ci fosse un qualcosa che magari qualcuno vorrebbe trovare, non importa, è quello forse aggiuntivo che noi abbiamo in questo momento qui, per cui non dobbiamo sempre essere artefici comunque di trovare tutto quello che vogliamo. Ecco, la montagna è anche questo, soprattutto secondo me bisogna adeguarsi alla montagna e anche nei rifugi, naturalmente noi cercheremo di fare il nostro meglio perché comunque è questa la nostra passione, però se qualcosa appunto ma potrebbe mancare o comunque non è nelle nostre richieste, non importa. Troviamo comunque il panorama che abbiamo fuori, troviamo una parola dei rifugisti, degli escursionisti che sono con noi e comunque questo è il valore aggiunto, ecco, secondo me, che di questo dovremmo appunto ricercare sempre di più, secondo me. Allora, siamo nel momento di pranzo, quindi ti chiedo, per chi in questo momento insomma, sta ascoltando la radio, dice rifugio, oppure comunque le zainetto, la sacca, volete chiamatela come volete, il cibo che deve esserci in quella sacca, uno, se dovessi scegliere, che cosa ti porteresti? Che cibo ti porteresti nello zainetto? Beh, guarda, in realtà tutti questi anni comunque ascoltando un po' i signori quelli più che hanno girato montagne o comunque hanno frequentato di più, ti direi tante cose. Però sicuramente un buon limone o comunque un pezzo di cioccolata, quello dovrebbe esserci sempre nello zaino, ecco. Quindi mi Oltre che raccomando, comunque un po' di pericolosi, acqua, ecco. ecco, pericolosi come me, va già da Dio. Vabbè, anzi, fondente ancora meglio, giusto? Assolutamente sì. Così sapete che se è caldo, cose, almeno Sì. rimane bella, bella così. Allora, intanto, che dirti, Angelo, io ti ringrazio, mi raccomando andate a visitare le pagine social o il sito web io sono FVG, ho promoturismo, insomma, trovate tutte le varie informazioni. E che dire, buon rifugio fino al 2 agosto, avete tempo, quindi non perdete tempo, andatevi sul sito, iscrivetevi, guardate tutte le programmazioni, tutto quello che c'è alla disponibilità e divertitevi. Grazie mille. Grazie mille.